Però io non ci starei in questa maggioranza, io non ci starei sereno. Cioè io non vorrei essere nei panni di un consigliere di questa maggioranza. Ma è un problema tuo, non sarei evidentemente i consiglieri di maggioranza sì. Non saprei se potermi fidare o no, c'è bisogno di fiducia, che l'ambiente sia sereno. Ma al di là della appartenenza o meno a fare il consigliere di maggioranza oggi, non sarei sereno. Ma se gli altri sei sono né consigliere di maggioranza se né gli altri consigliere di sono opposizione. sereni, se si sentono sereni in questo caos che si è venuto a creare, scusa mi sto alzando troppo la voce. No, ma se si sentono sereni vuol dire che sono tranquilli. Vuol dire che sono forti oppure, oppure con gli occhiali appannati, chi lo sa. Esatto, però Qualcuno gli avrà frattempo... buttato del fumo negli occhi. Allora, prima il Veneto è un soggetto politico coerente e responsabile. prima il Veneto è quello che rappresenti tu, scusa. Sì. Scusa. Prima il Veneto. Prima il Veneto, punto, perché per noi c'è solo prima il Veneto. Non c'è un'opzione B. Esattamente, c'è l'urgenza, ma sarebbe quella dell'autonomia e dell'autodeterminazione del popolo veneto. Per cui, c'è indipendenza veneta, perché dovete farne un'altra? Siamo parenti, insomma, in qualche modo. Anche ha detto Cugin questo. Siamo tutti parte della stessa famiglia degli amanti del Veneto. E mi sembra invece che qualcun altro si sia dimenticato delle priorità e delle urgenze. Mi riferisco particolarmente ai rappresentanti dei partiti nazionali, ok, centristi e centralisti e nazionalisti, che del Veneto se ne sono sempre sbattuti. Mette che anche i scatole. centralinisti e così sta mettendo tutti. No, lasciamo finire bene. Okay. Allora, quello che hai detto tu prima, io ti dico, sono parzialmente d'accordo. Quella delle dimissioni è una questione, è una scelta personale che fa parte del buon senso, della sensibilità, del livello di moralità che ha una persona, dell'immagine che proietta di sé agli altri, eccetera. Io ti ho detto la mia opinione, io mi sentirei, Francesco Vianello di Prima il Veneto, mi sentirei a disagio ad essere anche solo un consigliere di questa maggioranza, perché andrei a pensare a chissà cosa, a cosa Isedrio tirarmi dentro qua, Ce ne il faremo una megalito ragione, veramente se tu ti senti tutto, così. il megalito verità, le cose che stiamo andando a firmare, i decreti, questi enormi cantieri di lavori pubblici, siamo sicuri che è proprio tutto a posto? Io ti dico, non ci dormirei la notte, sinceramente, non ci dormirei la notte. Non fare mai il consigliere. No, ripeto, si può farlo, ci si può dimettere quando a un certo punto la puzza di bruciato è talmente forte, a meno che uno il naso non abbia imparato a tenerselo tappato per sempre, perché è lì che fa politica da 30 anni e allora gli odori non li senti più. Io non ho mai avuto ruoli elettivi e rappresentativi. Non ho mai ricoperto incarichi elettivi e non è neanche detto che io li vada a ricoprire, non è neanche detto che io li voglia ricoprire, perché magari il mio contributo alla politica è più trasparente e più sensibile, magari dall'esterno. Si può fare politica anche facendo una sana e responsabile opposizione.